Con la nuova ordinanza Zaia ha reso il Veneto una zona gialla plus. Sono state disposte infatti misure più restrittive per evitare gli assembramenti e gestire la diffusione del contagio. Misure simili erano state adottate anche in Emilia-Romagna e in Friuli. Tuttavia, così come voluto dal Ministro della Salute Roberto Speranza, da domenica 15 novembre diventeranno zona arancione. C'è timore tra i cittadini veronesi di un eventuale cambio di fascia? Speriamo che continuiamo sempre sulla stessa strada, che la gente capisce che è una cosa veramente seria, non è qualcosa da sottovalutare, no? Per me il cambio di fascia lo fanno sicuramente, sai. Intanto perché se ci avviciniamo, diciamo, alle feste natalizie e secondo me non vogliono assolutamente che ci spostiamo o abbiamo assemblamenti. E forse è meglio perché a questo punto la gente la vede un po' cioè un po' strana, hai capito? Perché si sente insicura, non sanno nemmeno loro cosa vogliono e alla fine è meglio che ci chiudono. Speriamo che resista per qualcosa e non per far ammalare la gente, ecco. Allora non lo so, secondo me se cambiamo di fascia ci adattiamo a quello che succede, insomma come la Lombardia è stata completamente chiusa, ci chiuderemo anche noi. Secondo me c'è molta confusione perché io li ho letti di PCM, c'è questo fatto da Zaia dal sindaco, si capisce poco, soprattutto nell'ingresso contingentato al centro storico. Io abito in fondo a via Marsala, mi chiedo come faccio ad andare ad esempio a prendermi il pane a De Rossi, però vabbè, capiremo prima o poi.